In due posizioni della classifica in cui sognare è lecito, bisogna anche guardarsi le spalle per evitare di essere risucchiati nella zona rossa, da dove poi è complicato tirarsi fuori. Un punto di differenza, settimo il Bagheria a 7 punti, ottavo il Cus a 6. Stendersi il Bagheria con l'apertura di Caracappa, cross. Riesce ad allontanare in qualche modo il portiere del Cus, poi da fuori la botta vincente di Domenico Fiorentino che porta in vantaggio il Bagheria all'8° minuto. Tassi rientra sul destro, non c'ha luce per calciare in porta. Morana sul sinistro, tiro deviato da parte di Andrea Palma. Stassi a duellare con Carollo. Poi Caracappa con qualità al 10 ci prova da fuori. Eccolo qui, servito Caracappa. Si è mosso bene Morana con il tocco sotto. Rete del Bagheria. Ha segnato Gabriele Morana 2-0 al 16. Zappavigna ha avuto almeno un paio di occasioni per rientrare in partita. Corner battuto, colpo di testa, Paramiceli. Per che tipo di soluzione opteranno i due in maglia nero-blu? Finta di Costa, Vamminone che scavalca la barriera. Badami prova ad accelerare il Bagheria con Fiorentino che cerca Stassi. Stassi ce l'ha sul mancino, Stassi. Opportunità per il Bagheria al 43 con Giorgio Stassi. Così sostiene che il pallone dovesse andare un po' più indietro. Infatti arriva il cartellino rosso per Vinci perché è stato ammonito per proteste. Pare essere Stassi l'uomo che calcerà. Va Giorgio Stassi, pallone alto, Castigliola, Cincotta, ancora energia per spingere, viene cercato Andolina che la tocca, palo, colpito dal numero 9 del Cus. Tassi con il tacco, in surplus adesso la formazione di casa, però attenzione perché questo non agevola la manovra e quindi Castigliola apre, calcia in porta. Bravissimo il numero 2, tra i più migliori in campo in questa partita. Poi Stassi è tutto solo, Stassi può calciare, sul più bello viene fermato, poi ancora Stassi la parata da parte di Insenna. Poi Castigliola, Andolina è di spalle, prova a inventare Gastone, chiusura stavolta non impeccabile e arriva il gol del 2-1 del Cus che riapre la partita con Claudio Lavaldera. Proteste qui della panchina cussina per un presunto contatto dentro l'area di rigore, ma siamo dall'altra parte con Giorgio Stassi che allarga il gioco, possibilità per il Bagheria di chiudere la partita con Stassi che si divora il gol del 3-1, ma non è importante perché triplice fischio finisce così. Bagheria contro Cus con la possibilità sui piedi di Stassi.